Buongiorno da Leandro Maggi, incontro organizzato a Taglio di Po dal Consorzio di Bonifica Delta del Po per descrivere la grave emergenza del cuneo salino. Presenti le massime autorità, tra le quali Sua Eccellenza il Prefetto di Rovigo, Dottor Clemente Di Nuzzo, il Presidente della Provincia Ferrarese, i vari sindaci dei comuni del Delta. È stato un momento molto interessante per l'illustrazione delle problematiche legate alla risalita del cuneo salino. Dopo un primo incontro c'è stata la partenza del pullman dalla sede consorziale e quindi vari sopralluoghi, tra i quali i sifoni delle ex valli in comune di Portotolle, la sosta presso l'oasi di Camello Ponte Colpi in comune di Portotolle, la visita della barriera antisale Po di Tolle e il sopralluogo in barca presso ubicazioni nuova barriera antisale alla foce del Po di Pila e Isola della Batteria. La situazione della crisi idrica di questi giorni sta mettendo ancora una volta in evidenza le problematiche connesse alla risalita del cuneo salino nei rami del delta del Po, fenomeno che si ripresenta con tempi di ritorno sempre più brevi. Le barriere antisale, da una nota del consorzio appunto Delta del Po, e una sul Po di Gnocca ed una al Po di Tolle, sono state progettate e realizzate negli anni 80 e 90 e partivano dal presupposto, supportato dai dati statistici allora noti, che il fiume garantisse costantemente una portata minima di 450 metri cubi al secondo a Ponte Lagoscuro, ma come è noto purtroppo non viene garantita tale portata minima ed i cambiamenti climatici in corso indicano un peggioramento della situazione per il futuro. È improrogabile, dice sempre la nota, la necessità di dare soluzione al problema, soluzione che garantirebbe benefici non solo al delta del Po, ma anche a tutto il bacino idrografico del fiume, tramite la realizzazione di un'unica innovativa barriera antisale da realizzarsi alla foce del Po di Pila. Lo scopo quindi di questo incontro è di far presente la richiesta che il Consorzio ha fatto alle autorità competenti di proporre ai superiori organi ministeriali il finanziamento della progettazione dell'opera sopra descritta con una spesa stimata di 3 milioni di euro.